Mi si appannano gli occhiali. È questa la giustificazione più utilizzata soprattutto dagli autisti dei bus che conducevano i mezzi senza la mascherina FFP2 ancora obbligatoria, così come sono stati sorpresi e multati i passeggeri, molti dei quali minorenni, senza alcun dispositivo di protezione. Eppure all'interno dei servizi di trasporto pubblico questo provvedimento è ancora obbligatorio. L'operazione è scattata nei giorni scorsi da parte dei Carabinieri NAS di Treviso d'intesa con il Ministero della Salute. I controlli sono stati effettuati nella provincia di Treviso, Venezia e Belluno. Sono stati monitorati almeno una cinquantina di bus presso le principali fermate, sia nei capoluoghi di provincia, ma anche a Montebelluna, Oderzo, Feltre, San Donà di Piave. In totale sono state riscontrate e contestate 21 violazioni amministrative, 12 in provincia di Treviso, 2 nel veneziano, 7 nel bellunese. 8.400 l'ammontare complessivo delle sanzioni, 400 euro per ogni violazione. In provincia di Treviso sono stati 3 gli autisti che svolgevano il proprio incarico senza indossare la prevista mascherina nonostante il ruolo svolto come operatore di un servizio pubblico. Non solo, ma nella Marca sono stati fermati e multati anche un minorenne ed altri 8 passeggeri, tutti in autobus senza alcun dispositivo, incuranti della normativa che cerca di ridurre il rischio di contagio fra la collettività.